Presidente Serracchiani, quest'oggi è un incontro con il prefetto a Pordenone, quali sono stati i temi che avete affrontato? Indubbiamente una visita di cortesia insieme al vicepresidente Bolsonello ed è stata anche l'occasione ovviamente per parlare dei temi che riguardano la città, che riguardano la provincia. Abbiamo parlato naturalmente del tema dell'immigrazione e di alcuni impegni che dobbiamo cercare di trovare insieme per cercare di alleggerire ovviamente la presenza dei migranti, e poi abbiamo parlato di ordine pubblico e anche del recente ottenimento di forze dell'ordine in più che Pordenone è riuscita ad ottenere. È già un passo avanti, ovviamente noi tutti vorremmo fare di più, però abbiamo 4 unità in più e anche un impegno da parte della presenza per 3 giorni a settimana di altre pattuglie. Dopodiché è chiaro che dovremmo fare ancora di più e meglio, però direi che in termini di ordine pubblico il prefetto ci ha rassicurato per quanto riguarda la città e per quanto riguarda l'Interland, e ovviamente però l'impegno è di fare sempre di più. Presidente, rimane valido anche quindi per la provincia di Pordenone l'invito ai sindaci ad allargare un po' l'accoglienza? Sì, come abbiamo detto fin dal scorso tavolo e dall'incontro con il prefetto Morcone di qualche settimana fa, se noi riusciamo ad allargare lo SPRAR e riusciamo ad allargare la presenza in almeno altri 10-20 comuni, ovviamente alleggeriamo la pressione rispetto ai comuni che già accolgono, e questo ci permette ovviamente di ridurre complessivamente il numero di presenze, perché non vogliamo assolutamente aumentarlo, anzi siamo già oltre quella che è la nostra quota, ma ci permette ovviamente di suddividerla in modo più equo, più giusto e avere meno pressione sulle nostre comunità.